Ciao a tutti, Virus101 di nuovo su Elite Dangerous, Horizon, Beyond, eccetera, eccetera, eccetera. Bentornati tutti in canale, bentornato a me. E oggi sono reduce da una domenica passata al Sandona Comics, come accennavo nel video precedente, una gran bella domenica, gran bell'evento, consigliatissimo a tutti. Quindi sì, se dovete passare, se siete in zona, dovete andare a vedere qualcosina di fumetti affini, eccetera, eccetera, passateci pure. L'anno prossimo saranno di nuovo lì più o meno in questo periodo. Per il resto, benvenuti, bentornati a tutti in canale. Eccoci qua, sì, esattamente, ci siamo e ci risiamo. Come vedete, anche in video adesso siamo dove ci eravamo lasciati nello stream precedente, quindi sempre sulle Ancient Ruins che abbiamo visitato la volta precedente. Allora adesso cosa andiamo a fare? Allora fondamentalmente vado a jump lanciarmi, diciamola un po' così, fuori da questo posto, vado a recuperare la nave, quindi primo step è il recupero della nave. Secondo step andremo a vedere qualche Guardian Beacon. Vi avviso che non li ho mai visitati in precedenza, non sono riuscito neanche truffaldinamente a fare un salto in zona per prepararmi un attimo in questo stream, quindi vado a vederli io per la prima volta nella vita mia, quindi se avete consigli, suggerimenti o qualsiasi altro, non so, notifica o qualcosa da dire a riguardo, fatemelo sapere in chat, perché qualsiasi cosa, qualsiasi informazione utile per i Guardian Beacon è la benvenuta. Allora, come vedete, nel frattempo, cercando di controllare sto maledetto trabicolo a rotelle, sto cercando di distanziarmi un po' dalle ruin. Andiamo a vedere se posso richiamare la nave. Sì, posso farlo subito. Perfetto, mi sono allontanato abbastanza. Vediamo la nave dov'è, dalla cuffia la sento un po' più in qua, eccola lì infatti. Perfetto, andiamo quindi subito a recuperarci la nave. Magari se... sì, esattamente, se... Dove sta andando a parcheggiare? Ma cazzuola. Vai. Allora, è tornata a parcheggiarsi nell'Ancient Ruin. Vabbè, sappiamo che ogni tanto queste cose possono succedere quando dobbiamo litigare proprio con le cose automatiche di Elite. Comunque nessun problema, adesso ci facciamo una bella corsetta fino a lì, diamo potenza ai motori dello Scarab, sempre cercando di rimanere sulle quattro ruote. Bella sta manovra, proprio, mi è proprio piaciuta. Beh, almeno non ci siamo rabaltati sotto sopra con le zampe al vento. Quindi lì però c'è... Cazzo, ma dai, guardate dove ci ha parcheggiato la nave. Vabbè, allora gran respiro, un po' di pazienza, andiamo a vedere di recuperare la nave. Quindi, ok, allora niente, quindi come dicevo andiamo a visitare i beacon, perché è una cosa che hanno aggiunto sui Guardian, quindi visto che li stiamo trattando è giusto esaurire l'argomento e andare a visitare tutto quello che hanno da offrirci i Guardian. Sarà proprio parcheggiata dall'altra parte delle ruine. Ecco qui, salutiamo il nostro fido Asp Explorer, compagno di milioni di avventure. Eccoci qua, evviva, evviva. E vedete come andiamo a parcheggiare lo Scarab. Signal lost, come vedete siamo proprio con le zampe all'aria. Allora, che bello, dai. Riusciamo secondo voi a entrare nella nave in questa modalità qui? Anche perché, come dicevo nelle puntate precedenti, non ho ancora configurato i comandi della telecamera esterna dello Scarab, quindi eccoli qua. Allora, l'uscita di Beyond, uscito oggi, oddio, bella domandona. Non mi pare, vediamo un attimo in che versione siamo. Allora andiamo subito a vedere. No, non vedo la versione qua, dovrei tornare al main menu per vedere la versione. Comunque non credo sia uscito oggi, non ho visto nessun update dentro Steam, quindi non lo so, sinceramente non lo so. Ma perché non mi fa traccare? Ah, eravamo andati un peletto troppo avanti.
Ok, 30 ottobre la beta per il PC. Beh, io sono iscritto alle beta, vediamo se riusciremo a fare qualche stream sulle beta per il PC. Quindi sì, grazie Capitano End per la precisazione, non avevo effettivamente guardato la data di uscita ufficiale. Mea culpa, errore mio, abbiate pietà. Purtroppo ho davvero pochissimo tempo anche per seguire le news e tutto quello che riguarda Elite ultimamente, quindi le cose le vediamo direttamente dentro gli stream. È uscito il trailer, grazie della conferma, vedrò di darci un occhio tempo permettendo. Comunque, torniamo a noi e devo andare a fare un saltino veloce nella Galaxy Map in cerca del primo sistema che vedo qui in lista. I sistemi li ho recuperati dalla guida ottima fornita appunto da Commander Astinius sulla pagina del forum della Fibonacci Corp, quindi andate a guardarvi quel link perché è veramente meraviglioso, una guida veramente molto completa e in parte un po' la stiamo anche seguendo in questi stream live. Comunque andiamo subito a ricercare il sistema di Sinuefe, se lo scrivo anche giusto. Sì, è U. Quindi ecco, oddio, non mi ricordo più. Q. Cos'è? C21 meno 15. Dicevo, stiamo cercando Da Vinci Corp. Scusami, hai ragione. Hai ragione, scusate, abbiate pietà per la mia, diciamo, per la mia condizione mentale di oggi. Sono un po' fuori di testa, ho davvero troppe cose per la mente. Comunque, allora, eccoci qua, tolti i filtri relativi a Human Guardian, eccetera, eccetera. Come vedete abbiamo un 123 light year da fare, quindi davvero non troppo. Comunque, allora, eccoci qua. Sì. Perfetto, quindi vediamo anche il nostro amico Commander Astinius che ci messaggia direttamente nella chat del gioco. Sono le 23 per tutti, effettivamente sì, è un po' tardino e cosa volete farci? Oggi è anche giornatella abbastanza dura a lavoro. Perché mi stava frenando? Perché ho sbagliato il tasto, mamma mia. Sarà veramente dura stasera. Speriamo di non fare troppi errori e troppe schifezze. Comunque, vedo che posso già fare il jump dalla superficie planetaria, quindi questa cosa è ottima, mi risparmia davvero un sacco di tempo. Quindi attiviamo l'FSD, allineiamoci con l'uscita da questo pianetoide, salutiamo gli Ancient Ruins e dirigiamoci nella prima tappa verso i Guardian Beacon. Quindi sì, sono allineato con la trajectory. Perché mi dici di no? Eccolo qua, perfetto. Ciao professor, nel frattempo ci raggiunge anche Professor Gaming, benvenuto anche a te allo stream. Quindi sì, procediamo, adesso speriamo che il jump si risolvano in breve tempo e niente, andiamo a vedere questi Guardian Beacon. Nel frattempo che ci avviciniamo appunto alla nostra meta, scansioniamo un po' di sistemi, perché ottenere dati dai sistemi planetari che visitiamo è sempre cosa buona e giusta, e quindi noi lo facciamo. Sì, esattamente professor, ne parlavamo giusto prima. Se qualcuno di voi l'ha visto ci dia le sue impressioni e così insomma ci facciamo un po' mente locale. Io non l'ho visto il trailer, quindi parto estremamente svantaggiato. Purtroppo non ho sotto mano neanche un altro strumento per poterlo guardare truffaldinamente mentre faccio il viaggio. Perché il mio telefono, sapete, è esploso, ho la batteria di ricambio lì in fianco da ormai 2 mesi e non riesco a trovare 5 minuti per mettermi a sostituire neanche quella. Il tablet, poveretto, sta tirando le ultime anche lui, come diciamo qui in zona, quindi un altro modo di dire veneto, tradotto in italiano in questo momento, quindi sta tirando le ultime, ovviamente è alla fine, diciamo, del suo life cycle, giusto per utilizzare un termine anglofono. Mamma mia come siamo forbiciati stasera. Sì, è sforbiciato anche parecchio il mio cervello, perché come dicevamo prima è un po' tardi e sono anche reduce da un bel weekend.
Sì, fortunatamente questo weekend sono riuscito anche ad andare a vedere un gruppo che attendevo da un anno, il suo rientro in Italia. Per chi non lo sapesse, si chiamano Alien Vampires, e se li conoscete vuol dire che fate parte del mio ambiente. Se non li conoscete, andate a cercarveli online, perché sono un gruppo di ragazzi italiani barra inglesi, e fanno musica elettronica abbastanza potente e bella da ballare, da divertirsi e da fare un po' di casino la sera, così anche per andare a sfogare un po' la settimana. Quindi niente. Non sto facendo marchette, quindi non sono pagate queste informazioni, sono semplicemente parte del mio divertimento di questo sabato. Quindi così sappiavatevelo, come dicevamo anche in altri episodi. Allora, in questo caso vediamo subito un pianeta che ha una Guardian Structure, e non è quello che stavamo cercando, quindi iniziamo a fare un po' di mente locale, perché chiacchiera che ti chiacchiera, siamo arrivati nel sistema di destinazione. In questa Guardian Structure forse troveremo qualcosa, andiamo a vedere se riusciamo a trovare qualche identificatore di Guardian Beacon. Non vedo null'altro all'orizzonte, quindi cosa faccio? Prima cosa che vado a fare, vado a targettare questo pianeta e andiamo a scansionarlo ovviamente per prassi, andiamo a vedere se lì intorno si manifesta qualche Guardian Beacon. E come dicevo in precedenza, se avete qualche consiglio su come trovare i Guardian Beacon, ben venga, date il vostro responso all'interno della chat che sto seguendo qui a parte, qui a fianco, e quindi niente. Nel frattempo che ci avviciniamo, notiziona, sto cominciando a fare la configurazione del nuovo rig, quindi a novembre dovrei riuscire ad aggiornare un attimo i sistemi di gioco, e sono in un marasma di sigle, hardware e quant'altro, e devo fare veramente mente locale per capire un budget di spesa che mi verrà a costare il nuovo sistema di gioco. Nuovo sistema di gioco che mi darà la possibilità di provare anche altri titoli decisamente interessanti. Quindi sappiate che al termine di Subnautica, nel momento in cui riusciremo a partire con il razzo dal pianeta, gli live stream su Subnautica andranno a terminare, se non proprio a richiesta specifica, e quella serie verrà appunto conclusa. Non manca moltissimo, ancora 2 o 3 cose da costruire, Lost River da visitare, quindi dopo quel gioco andremo a vedere qualcos'altro. E nel frattempo appunto sto progettando il nuovo sistema che andremo, magari ne parliamo anche un po' così tra di noi. Se avete qualche consiglio, io puntavo a fare una spesa pazza, e gli i9 9009 o 9007 forse sarà il processore che andrò a selezionare. Nel frattempo abbiamo scansionato il pianeta, quindi diciamo che la nostra cosa che dovevamo fare l'abbiamo fatta. Non vedo nessuna informazione però in relazione al Guardian Beacon all'interno di questo sistema. Andiamo un attimo a controllare la system map, e ragazzi, se avete qualche consiglio su dove trovare i Guardian Beacon, datemelo, perché in questo sistema non vedo tracciato il beacon. Ok, c'è solo la Guardian Structure, ok, magari cominciamo a fare un po' un'analisi, una scansione di questo sistema. Quindi andiamo sull'elemento astronomico più vicino, che è questo Unexplored a 4000 light second di distanza, e fiondiamoci là. Eccoci qua. E quindi tornando, visto che intanto stiamo ancora svolazzando e ci vorrà un attimino per arrivare, e niente, dicevo, sono indecisissimo sulla scheda video da montare sul prossimo PC, e so che ci sono molti giocatori affezionati ad AMD. Io sono affezionato ad Intel per motivi miei personali, non sto qui a disquisire su cosa è meglio, cosa è peggio, tanto bene o male sappiamo ormai com'è il discorso. AMD ottimo rapporto qualità-prezzo, hanno veramente dei processori molto belli con tutta la serie Ryzen che hanno fatto, e schede video Radeon, anche quelle schede video estremamente potenti, con un costo irrisorio, oserei dire, rispetto a Nvidia. E quindi ovviamente se il budget è limitato e volete comunque una buona qualità,
AMD, AMD Radeon, mettiamola così, è la soluzione. Intel d'altro canto si è data un po' una svegliata finalmente, sinceramente hanno tirato fuori un po' dal cilindro una soluzione che ci aspettavamo da anni, quindi dei processori finalmente risaldati, a differenza di tutte le serie che avevano fatto con quella maledetta pasta termica, e quindi così. Speriamo che appunto questa nuova serie di i9 mantenga le promesse fatte su carta. Comunque, discorrendo e parlando, vedo che Professor Gaming, grazie, dalla regia ci dà un suggerimento. SinuF, eccolo qua, KUF B44 4 pianeta 4. Quindi ok, vediamo se ce l'ho in lista. No, il sistema KU non ce l'ho in lista perché avevo selezionato i Vessel Blueprint Segment. Quindi dai, facciamo una scansione veloce, vediamo se troviamo qualcosa qui. Se no, bando alle ciance, ci lanciamo direttamente al prossimo sistema. Vedo una destinazione un po' più vicina, ma no, era solo una truffa, quindi ritorniamo qua. Allora, 2000 light second dal prossimo sottosistema, chiamiamolo qua, deve essere la stella a fianco. Sì, deve essere, è la stella a fianco, la vediamo anche su LUD qui, insomma. Eccolo qui. Altro modo di dire veneto: viva gli orbi, beati, viva i ciechi, oppure anche beati gli orbi. Gli orbi in veneto sono i ciechi, quelli che non ce vedono, detto in un altro dialetto, quindi appunto così per dire e per parlare di qualcosa. Sinceramente qui continuo a non vedere nessun beacon, vedo di avvicinarmi un po' di più a questa parte B, diciamo, del sistema di SinuF e U-Q e boh. Quindi vediamo un attimo. Sistema selezionato appunto dalla lista proposta all'interno della guida della Da Vinci, quindi così andiamo a vedere. Sì, ok, sotto i 1000, perfetto, quindi mi comunicano che sotto i 1000 dovrei riuscire a trovare i beacon. Siamo decisamente sotto i 1000 e qui beacon non ne vedo, quindi può essere che dobbiamo andare a questo altro sistema da 3000. Forse c'eravamo proprio vicini e non ho fatto caso a questa cosa. Comunque, come vedete qui non vedo nessun beacon, anche se i sistemi sono segnati come unexplored, i beacon dovrebbero comunque saltare all'occhio. Vediamo i filtri se avevamo tolto qualcosa, rimetto anche gli asteroid che non si sa mai. No, assolutamente nulla, nessun beacon all'orizzonte, quindi niente. Torniamo indietro al sottosistema precedente e vediamo se magari avevamo saltato qualcosa lì in zona. Eccolo qui. Come vedete, anche il Commander Astinius ci conferma all'interno della chat di gioco di Elite che ci conferma anche appunto. Ok, quindi ho sbagliato praticamente tutto. Cazzuola, è vero. Ragazzi, avete ragione, ho fatto una boiata astronomica, visto che siamo in Elite. Allora, ritorniamo sui nostri passi, rettifichiamo tutto. I beacon ci dicono dove ci sono le strutture, come ci conferma anche Commander Astinius adesso. Quindi io prima vado al beacon, poi il beacon mi dice dov'è la struttura e quindi vado alla struttura e mi recupero quello che mi devo recuperare. Quindi ho fatto un erroraccio madornale proprio da principiante, come alla fine mi ritengo principiante di Elite, e queste cose le sto scoprendo, come vi dicevo, in tempo reale. Quindi vediamo se non sono in rotta di collisione con nulla. Perfetto, non sono in rotta di collisione con nulla, quindi come mi consigliava anche Professor Gaming dalla regia, a questo punto andiamo a cambiare sistema, andiamo al sistema di SinuF, magari se premo i tasti giusti, e come avevamo detto KU, quindi Kilo Utah meno Foxtrot Beta 4 meno
4. Ok, dovrebbe essere qua in zona, infatti ci siamo abbastanza vicini, tracciamo la rotta, forse cos'è, solo un jump? Sì, perfetto. FSD a tutta manella e andiamo a fiondarci su quel sistema, quindi... scusate per l'abbaglio che ho preso prima, ero andato in un sistema dove già c'erano le Guardian Structure e saltando il passaggio del Guardian Beacon. Quindi sì, ho sbagliato io a leggere le cose ormai. Direi che una bella dieta ricca di omega 3 è assolutamente necessaria. Devo aumentare l'apporto di orate o merluzzo, boh. Consigliate voi anche se avete qualche pesce ricco di omega 3 che può dare una mano al vostro virus 101, perché qui mi sa che ne ho estremamente bisogno in questo periodo. Ho testa su tante cose diverse e purtroppo sono un po' preso così. Allora, perfetto, eccolo qui. Guardian Beacon a 466 ls di distanza, lo vediamo già illuminarsi sull'HUD dell'astronave, quindi direi che motori a tutta manella e ci fiondiamo all'interno del Guardian Beacon. Quindi eccoci qua, finalmente l'abbiamo trovato. Perdonatemi un attimo per l'errore mio che ho commesso in precedenza. Mentre ci avviciniamo al Guardian Beacon, aggiorniamoci su un paio di cose. Allora, questo è il quarto episodio dedicato al ritorno ai Guardian di questa miniserie all'interno della serie di Elite, e in questo caso andremo a vedere un attimo i Guardian Beacon, poi cosa farò. L'ultimo episodio sarà dedicato ai tech broker, quindi lì sì, assolutamente dovrò prepararmi un attimo, perché dovrò andare a recuperare un po' di materiali umani, andare a sbloccare finalmente l'FSD boost, perché dovevo già sbloccarlo nella prima versione del rilascio dei Guardian. Nel momento in cui sono andato a sbloccarlo, Frontier decise di fare cosa? Frontier decise di rimuoverlo dalla lista dei moduli Guardian acquistabili, perché dissero è troppo potente, quindi hanno dovuto rifare tutta una serie di bilanciamenti che non so, e quindi diciamo è stato tolto da di là. Allora, per il dovere di cronaca, come mi domandano anche in chat, sì ragazzi, ho montato delle armi, ho 2 pulse laser e 2 multicannon. Come mi ricordò sempre il capitano Stinius al suo tempo, e grazie del super consiglio, mi disse: ricordati di portarti qualche arma, se no a questo punto potevamo anche mettere i motori in spalla e saremmo dovuti tornare al primo sistema disponibile per poter recuperare delle armi. Quindi i tempi sapete che sono abbastanza alti, servono circa una ventina di minuti per rientrare con il mio attuale jump range, e quindi praticamente avremo passato qua altri 40 minuti a guardare le stelle, a fare full scoop, jump, full scoop, jump, full scoop, jump, quindi è così. Allora, nel frattempo che mi avvicino a questo pianeta inesplorato, anche se credo sia già stato scoperto e esplorato da altri, ma inesplorato per i miei dati della nave, gli faccio una scansioncina, così acquisisco anche qualche dato in più, che non fa mai male per la vendita dei dati, per diventare un po' più fichi in esplorazione. Allo status attuale mi pare di essere al rank di Pioneer, sì, bloccato al 27% da una vita. Per arrivare al rank di Elite all'interno di esploratore dovrei fare veramente un giro da tipo un mesetto e rotto per quanto riguarda il rank up. Perché? Perché mi servirebbero qualche decina di milioni, se non qualche centinaio di milioni di dati stellari, per poter riuscire a guadagnarmi il rank di Elite in esplorazione. Sinceramente mi interessa relativamente, il rank Pioneer è già sufficientemente alto per quello che mi riguarda, quindi nessun problema. Ok. E detto questo, torniamo a noi, torniamo alla missione di oggi. La missione di oggi è questa che vedete: Guardian Beacon all'orizzonte, 4 milioni di metri all'arrivo, 400 circa km al secondo, 300 in discesa in picchiata libera. Direi che la velocità di avvicinamento è più che sufficiente, ci siamo quasi. Ecco qui, eseguiamo il drop e andiamo a gustarci questo Guardian Beacon che sta a 7 km e rotti di distanza. Siri Vigil, benvenuto in canale, capiti a fagiolo, e siamo appena arrivati a visitare il Guardian Beacon, quindi eccoci qua.
Cosa facciamo? Beh, direi intanto ci facciamo un bel giretto intorno, che ci guardiamo un attimo questa struttura abbastanza grande proprio qui intorno. Ok, allora sta già aprendo i bracci, vediamo di fare qualche manovrina in modo da guardare cosa sta succedendo al beacon. Il beacon sta estendendo le sue braccia, quindi 1, 2 e 3. Sì, sono solo 3. Vanno bombardate e bersagliate. Ok, mettiamo le armi. Quindi anche qui dobbiamo caricare gli energy pylon come lo facevamo a terra. Questo giro dobbiamo farlo in volo. Allora, io adesso sto usando l'ASP, che è una nave molto veloce e anche abbastanza maneggevole da questo punto di vista, quindi sì. Sto usando un ASP. Se avete navi più pesanti, più grandi o cose del genere, forse come leggevo anche nella guida, utilizzate dei fighter, che penso sia la soluzione migliore. Comunque, mettiamo alla prova i Guardian Beacon, cominciamo col primo braccio e andiamo a caricare l'Energy Pylon. Ok, un po' di potenza alle armi. Ok, i sistemi non mi servono più di tanto. Lascio potenza motori e armi. Ok, cominciamo. Energy Pylon Charging. Ok, penso che abbia caricato il primo Energy Pylon. Vedo che si sta aprendo il braccio. Ok, motori a tutta potenza, 2 minuti e 53 per caricare anche il secondo pylon. Ok, ma ecco qua. Devo anche fare un po' di attenzione con questi booster, perché questi booster Dirty Drive sono abbastanza tosti. Ok, andiamo a caricare anche il secondo, perfetto. Forse non ho fatto bene a prenderli Gimballed, dovevo prenderli magari dovevo prenderli tipo Fixed o Turret. Sì, perché anche qua ricordiamoci, grazie Frontier, perché io le torrette posso cambiare le modalità di fuoco, ma i Gimballed no, i Gimballed funzionano come Gimballed. L'unica modo per averli a punto fisso è deselezionare il target e sparare praticamente dritti per dritti. Allora, adesso gustiamoci il Guardian Beacon che si sta caricando, aprendo, e ci sta per dare una Guardian Key o qualcosa del genere. Tanto lo guardiamo qua da distante. Finora nulla di troppo complesso. Ok, guardiamoci qui da fuori. Ok, eccolo qua. Adesso io direi che a questo punto qua potremmo anche c'era un tasto per nascondere Ludo, mi pare che fosse questo. No, oddio, no, ferma tutto. Ok, bene, niente, non importa, devo assolutamente sistemare questi controlli. Volevo fare un bello screenshot, ma non importa. Dai, motori, avanti. Dai. Ok, quindi adesso non ci resta altro da fare che scansionare il Guardian Beacon con il Data Link Scanner, che eccolo qua. Ok, finalmente questo modulo è diventato utile. Perché si è spento? Ah, non ditemi che ci ho messo troppo tempo. Secondo voi forse ci abbiamo messo troppo? Chiacchiero troppo e faccio troppo poco. Comunque adesso vediamo. Vabbè, se si rispegne lo riaccendiamo. Ok, i bracci si stanno chiudendo nuovamente. Ok, niente, ci abbiamo messo troppo tempo credo, e quindi ricominciamo. Vabbè dai, facciamoci un altro giretto e vediamo di fare le cose un po' più velocemente questa volta. Allora, fermati! Ecco qua. L'ancient key me l'ha smollata però. Ok,
allora, un recuperatore di limpet qui sarebbe stato davvero comodo e utile, non l'ho preso e andiamo in manuale a recuperare questa cosa. Sì, confermo, l'ancient key c'è tutta, dobbiamo solo andare a recuperarla, quindi miriamo bene, apriamo il cargo, vediamo di caricarla in cargo. Ce la faremo? Ok. Quindi anche qui, se avete una nave large, prendetevi collector limpet, perché sarà un casino altrimenti. Ma visto che ci siamo, facciamo anche un'altra prova. Visto che ci siamo, dicevo, facciamo un'altra prova, vediamo se riusciamo a riattivare la macchina per un secondo giro senza dover necessariamente oppare. Sì, infatti ci messo troppo tempo per la scansione e il beacon si è spento, ma guardate, nessun problema, tanto la chiave ce l'ha data, l'abbiamo recuperata. Adesso attiviamo di nuovo il terzo braccio, come vedete basta solo prenderci un po' la mano e dopo insomma tutto viene un po' da sé. Adesso faremo le cose un po' più velocemente, mi preparo già col link scanner pronto e andiamo a fare un'ulteriore scansione e recuperarci anche un'altra chiave. Ok. No, perché non ho fatto la scansione completa e quindi il messaggio per la structure dovrebbe arrivarmi da qui a breve. Ok, nel frattempo grazie Professor Gaming per la conferma, quindi servono 1 miliardo di crediti in dati di esplorazione e quindi evviva. Allora, faccio uno screenshot che utilizzerò nella prossima thumbnail. Ok, thumbnail che devo andare anche ad aggiornare perché non ho aggiornato quella di oggi, ma ok. Beh, la scansione l'ho fatta però. Perché non vedo nulla? Vediamo qua. Non vedo nessun messaggio qui in relazione alla Guardian Structure. Ok, vediamo qui. Ah, eccolo qua. Guardian Beacon Sino F, questo qua è located. Ok, decoding sequence complete, eccolo qui. Perfetto. Location transmitted to Ramtha database, quindi dove forse c'è anche qualcosa da andare a vedere da Ramtha. Magari mi ci informo un attimo se c'è magari qualche missione, perché magari facciamo anche queste scansioni dei beacon per qualche cosa, appunto, quindi tipo anche guadagnarci qualche cucuzza e non farle semplicemente così. Quindi come sempre, se avete info maggiori di me, condividetele, che così almeno vediamo di fare i Guardian e di utilizzarli anche per guadagnare qualche soldino e non solo per lo sblocco dei moduli. Comunque andiamo no, e perché? Ok, allora piano, calma, concentrazione a livelli massimi. Piano. No, non me la piglia su. Non è che quanti Ancient Key possiamo portare? Ne avete idea? Ho un Ancient Key, un Ancient Relic, ho una capacity 2 su 48 e questa Ancient Key non riesco proprio a farla entrare nel mio inventario. Proprio non si smuove, Forse, boh, secondo voi? Allora, piano, passi felpati, blocco motori. Andiamo a vedere cosa sta succedendo qua sotto. Ok. Cioè, siamo proprio lì, Cioè, vedete la chiave, vedete la nave.
Ok. Cargo scoop retracted. Cargo scoop deployed. Ok, allora di nuovo passi felpati, pian pianino, con calma. Non distraiamo la chiave che... Oh, eccola qua. Dai, era solo perché... boh. Ok, perfetto, quindi abbiamo appurato che possiamo prendere un sacco di Ancient Key una dietro di quell'altra. Abbiamo appurato che i beacon possiamo... là, che i beacon possiamo sbloccarli senza dover oppare intorno per il server. Abbiamo appurato che tutti i messaggi e che dobbiamo essere veloci nella scansione del beacon e quindi niente, quindi altro da dire molto non c'è riguardo i Guardian Beacon. Il messaggio della posizione lo troviamo nei messaggi, effettivamente bastava guardare lì e vediamo intanto, allora, visto che siamo qua, vediamo cosa ci dicono. Encrypted Guardian Signal Detected, Approximate Signal Range 46.79 light year. Allora ci mandano SINUF EUQC2115 with decoding with Ramtad encryption algorithm. E quindi sta utilizzando l'algoritmo di criptazione di Ramtha sviluppato con tutti i dati recuperati dai Guardian, dai piloti e per storia, poi per lore del gioco. E quindi ha decodificato tutta la sequenza di dati e ci ha dato che cosa? EUQC2115, EUQC sistema A1, eccetera eccetera eccetera. Allora, visto che un po' di tempo ce l'abbiamo, andiamo a vedere questo sistema di... guardate il caso. Questo sistema, ok, EU, quindi Eco, Utah, oddio, la Q non mi ricordo in alfabeto nato cos'era, comunque QC2115 è lo stesso sistema da dove siamo arrivati poco fa. Quindi e là, oh, non mi ricordavo più i tasti della tastiera. Se torniamo indietro con la rotta che abbiamo fatto, come vedete abbiamo SINUF EU C2110. Ok. Seguiamo, scusate un attimo, seguiamo un attimo qua, sto litigando brutalmente con la Galaxy Map, anche qui cosa che a Frontier non hanno mai sistemato, guardate che storie. Ok, FY, ah no, c'eravamo no, era proprio dove eravamo, eccolo qua, SINUF EU QC2115 è proprio dove eravamo prima, questa volta non mi ricordavo male, eccolo là. Perfetto, allora andiamo a fare un ultimo saluto al nostro Guardian Energy Pylon. Ritraiamo un po' tutto, bilanciamo e diamo potenza ai motori. Quindi ciao ciao Guardian Energy Pylon, è stato divertente venire a scansionare le tue budella. Per il resto diciamo che altro da fare non abbiamo qui. Andiamo quindi a divertirci, a svolazzarglici un po' intorno, attacchiamo l'FSD a tutta manella e andiamo verso oltre. È davvero complesso gestire la nave con i post bruciatori a tutta potenza e il Dirty Drive. È una cosa che consiglio a tutti se volete divertirvi. Le navi diventano abbastanza ingovernabili, appena cominciate a fare qualche manovrella un po' più estrema dovrete stare molto attenti. E quasi come se andiamo a togliere il flight assist e a dover praticamente correggere un attimo tutta la nave, perché ovviamente col flight assist off noi possiamo fare anche queste cose qui: mettere i motori a zero, lasciare la nave alla sua attuale velocità e cominciare ad arrotarci praticamente intorno. Non vi dico poi flight assist off con i Dirty Drive, che razza di gioia che è. Quindi se dobbiamo riposizionarci diretti
verso una direzione col flight assist off post bruciatori. Come potete vedere è un divertimento. Io adesso lo rimetto acceso, punto la nave sul sistema bersaglio e via e via e via e via. Tra l'altro non so se avete mai provato, io ci ho provato una volta, è stata una bella battaglia, anche abbastanza divertente. Quando entrate negli spazioporti disattivate la correzione rotazionale, e magari lo vedremo in un video più avanti, e poi voglio vedervi a parcheggiare la nave sul pad dello starport. È davvero un casino, però è anche quello un po' bello e divertente. Ok, nel frattempo dicevamo siamo tornati qui, avevamo già visto questo, quindi come vedete SINUF A1, C2115 A1 è il sistema che abbiamo trovato anche nel Guardian Beacon, quindi dovevamo andare prima nel Guardian Beacon e poi qui, quindi è questa un po' la trafila. E quindi niente, dai, adesso di nuovo motori a tutta manella, andiamo a vedere questa Guardian Structure. Non penso che andrò a fare tutta la... no, il giro della vergogna, no, il giro della vergogna, eccolo qua, il cosiddetto Loop of Shame, giro della vergogna tradotto in italiano, e via. Vabbè, Astinius, vai tranquillo, caspita, grazie di partecipare, e come vedete anche tutti stanno andando a fare PvP e ci sta seguendo anche qui in live, quindi un plauso al nostro amico Astinius, che è veramente un supporto fondamentale, perché intanto corregge un po' di tutte le boiate che dico io insieme a tutti gli altri voi, però riuscire a fare PvP mentre si segue un live stream è una gran bella sfida. Sì, io già faccio fatica a fare un atterraggio planetario, comunque dai, ci provo. Come avete visto nel primo video siamo andati proprio a schiantarci proprio sul pianeta, proprio così, appena arrivati. Quindi Astinius, vai tranquillo, non ti preoccupare. E grazie invece di tutte le dritte che mi stai dando a me e anche poi a tutti quelli che seguono il canale, perché sono informazioni utilissime e utilerrime a tutti. Nel frattempo stavo facendo un altro errore da pollo, perché sì, tracciato il pianeta, ma devo tracciare la Guardian Structure che si trova sull'altro lato della superficie, quindi andiamo a fare un po' un bel giretto del planetoide. Ok, adesso dovrebbe illuminarsi, perfetto, buttiamo giù il muso, entriamo in orbita, in orbital flight. Siamo un po' veloci? No, sì, siamo un po' velocini, forse un po' troppo, che dite? E invece no, minchia, che drop, proprio al limite. Potevo anche gestirmela un po' meglio, perché mi ha proprio frenato 2005, abbastanza distante. Potevo arrivare a fare un drop anche un po' più vicino, vista la velocità che avevo. Comunque ho preferito andare un po' più sul conservativo. Tanto non ho problemi, è una nave che vola 550, quindi anche se si droppa un po' distante, troppi problemi di velocità non li abbiamo. Allora, intanto ci avviciniamo nel lato buio del planetoide, evviva! Accendiamo... No! Accendiamo le luci della nave. Ho il tasto che è vicino al silent running, quindi silent running, e invece era quello che mi serviva. Sistemi a tutta potenza, 8 km di distanza. Ho proprio tolto gli scudi in un momento che appena si deciderà di ricaricarli. Alleluia, era ora. Intanto ci svolazziamo un attimo la Guardian Structure che abbiamo appena scoperto, così dall'alto mi pare molto simile ad altre Guardian Structure precedentemente visitate, quindi via il dito dai post bruciatori, onde evitare schianti al suolo che con questi motori e questi scudi potrebbero essere fatali. Allora, cosa vediamo qui?
Sì, dicevo che è simile, però non è uguale. Ok, vediamo la Guardian Machine dove è stata messa. Qui la vediamo un attimo dall'alto. Eccola qui. Vedo struttura. Eccola qui, eccola qui. Sì, allora, una struttura leggermente differente da quella a cui siamo abituati, quindi magari andrò a farmi il giretto con l'SRV con calma. Per il resto, insomma, mi sembra tutto abbastanza il solito. Quindi sicuramente ci saranno Sentinel che vorranno farci la pelle appena ci atterriamo, almeno mi dà questa impressione. Per il resto non vedo cose che non abbiamo già visto. Ve possino, signori di Frontier, perché? Perché abbiamo delle navi che rollano via molto velocemente, o comunque abbastanza velocemente, ma per questo tipo di rotazioni invece ci vuole l'ira di Dio di tempo, e quindi evviva. Ecco qui. Comunque, eccoci qui, la Guardian l'abbiamo vista, abbiamo visto i beacon e direi che per il momento abbiamo un po' esaurito tutto quello che era mia intenzione vedere all'interno di questa live. Visto che ci sono e che abbiamo un altro po' di tempo, vado a, ecco qui, a cercare un punto di atterraggio. Adesso pianino come una piuma vado ad appoggiare la nave sulla superficie del pianeta, quindi ecco qui. Direi che questa volta abbiamo fatto le manovre che dovevamo fare, molto conservativi, ma alla fine non abbiamo rotto ancora nulla. Per fortuna la nave è ancora integra, l'SRV più o meno abbastanza integro. Dovrei ricaricargli le armi, ma va bene lo stesso. Andiamo un bel dismiss ship, salutiamo il nostro Asp Explorer che chiude i portelli praticamente a ridosso dell'SRV. Grazie nave. Togliamo il freno a mano e andiamo a dirigerci in direzione della Guardian Structure. Luci a tutta potenza, e andiamo a vedere un attimo invece dal punto di vista della superficie planetaria come si presenta la Structure. Ok, allora qui c'è un pylon sicuramente. Qui c'è un altro pylon, sento le... eccolo qua, infatti, come dicevamo. Adesso ci servirebbe l'Ancient Relic da recuperare, perché come sapete è cosa di norma buona e giusta recuperare prima di tutto l'Ancient Relic, non lo super obbligatorio ma consigliato. Quindi abbiamo già trovato, mi sa, un paio di pylon, gli altri probabilmente saranno qui avanti. Vediamo. Oppa. Dai, sto riprendendo un po' mano questo coso, Mai dirle certe cose. Ecco qua. Anche questo comunque, come vedete, questi punti dove ci si impianta così, che cos'è? Beta testing inesistente. Perché un beta tester a questo punto avrebbe detto al level designer: guarda, smussa quest'angolo perché l'SRV si pianta e i giocatori smadonnano. Ok, quindi ecco qui perché. Allora vediamo un attimo se riusciamo a vedere. Ok, guardiamo da fuori, quindi vedete le dimensioni delle ruote dello Scarab. Come è possibile che si piantino su quei robetti piccoli, se già su sporgenze molto più alte, come vedete in questo momento, ci si passa sopra così tranquillamente? Quindi anche qui si tratta di rifiniture, piccoli dettagli per carità, però a livello di gaming sono molto fastidiosi. Come vedete ci si pianta ovunque. Altro pylon scoperto, ma che non vado subito a caricare, e quindi basta, altro da dire qui non ne ho. Ok, vediamo se riusciamo a fare questo salto. Andiamo un po' di velocità iniziale, saltiamoci sopra ed ecco qui. Allora, sì, posso capire che mi pianto qui, alla fine è un sasso e un masso enorme, ci può stare. Riesco a passare sopra questo
ma sopra quei, vedete con che facilità passo sopra quei sassi, ma sopra quei pezzi. Ok, come non detto, comunque sono passato abbastanza facilmente sopra quei sassi, ma piantarmi su praticamente un pixel sollevato dal terreno è un po' fastidioso. Ok, comunque, allora, altro pylon trovato qui in zona, quindi stiamo un po' vedendo dove sono un po' tutti i pylon e ahimè non stavo guardando molto il radar, come potete vedere alle mie spalle ci sono ben 4 punti rossi che saranno sicuramente, eccole qua, 1, 2, 3 e 4 sentinel che vogliono farci la pelle. Evviva, evviva. Allora direi che a questo punto possiamo divertirci ad abbattere queste sentinel, poi andiamo un attimo a chiudere questa diretta, perché il Guardian Beacon l'abbiamo scansionato, le key le abbiamo recuperate, le chiavi le abbiamo recuperate e quello che dovevamo fare è stato praticamente fatto e adesso andiamo semplicemente a divertirci un attimino. Ok, quindi vediamo di trovare una zona opportuna per abbattere le sentinel. Ok, spero che i colpi mi bastino. Ok, allora prima sentinel che se ne sta per andare, che se ne sta per tornare al creatore. Ok, no, dai, ma perché dovete dare così fastidio? Ah, ci posso credere. Buono sapersi. Mi conferma Stinus dalla regia che le relic non servono e sono state sostituite dalle Ancient Key, dalle Guardian Key. Ancient Key, eccole qua. Ok, ottimo, grazie. Questa cosa è buona e giusta, ma scusatemi, perché c'ho ancora un Ancient Relic in saccoccia? Non è che è quella che mi era sparita nella puntata precedente e per la quale avevamo smadonnato che appunto era sparita? Boh, misteri della frontiera. Ok, ok, quindi per i Vessel Blueprint Segment servono le keys. Ok, perfetto, ottimo, buono a sapersi, quindi sappiatelo e adesso abbiamo anche un'informazione in più che ci eviterà di farci perdere troppo tempo. Perfetto, grazie davvero. Eccoci qua. Effettivamente questo canale, questi stream, questi video servono anche un po' per questo, per dare una mano a tutti gli ignorantoni come me che si cimentano nelle varie sfide che offre questo gioco. Quindi una volta che riusciamo a sapere queste cose, l'informazione su Elite, la conoscenza all'interno di Elite è una cosa fondamentale. Perché ci eviterà di perdere veramente le ore senza capire perché non se ne viene fuori. Guardate, scusate un attimo, guardate dove siamo bloccati, è pazzesca questa cosa. Ok, mi hanno messo anche le luci di retromarcia, che bello. Ok, avete visto dove ci eravamo bloccati? Pazzesco. E invece qui, su un dislivello estremamente peggiore, siamo riusciti a passare tranquillamente. I maledetti bound box e il loro posizionamento malandato. Altra sentinel che ci guarda da di qua, magari diamo un po' di potenza alle armi e quindi andiamo a sfasciarla. Se ne sta lì inerte e passiva come un gattino indifeso e noi altro non ci resta da fare che terminare le sue sofferenze e andare praticamente a recuperare il drop. Quindi è lì proprio un kill facile, facile. Ok, un recupero di un po' di equipaggiamento Guardian, direi che va bene. Nel frattempo l'altra Sentinel si è posizionata anche lei lì sotto, sembra che abbiano quasi paura di noi. Stiamo terrorizzando le Guardian Sentinel
dopo averne già abbattute 3 senza aver praticamente subito danni significativi, praticamente non ci hanno fatto una cippa di niente. Ok, i nostri scudi stanno reggendo decentemente, anche se non troppo, come vedete sono un po' abbacchiati, ma vedete come recuperano in fretta. Diamogli un po' di potenza agli scudi, tanto qua questa Sentinel, pam, se ne va giù e via, come cantarono una volta un gruppo molto famoso, Another One Bites the Dust, e quindi un'altra Sentinel mangia la polvere, ah, evviva. Bene, ecco qua. Allora ragazzi, che altro dire, un paio di chiavi le abbiamo recuperate, eccole qua. No, erano nel cargo della nave, evviva, quindi le abbiamo lasciate nel cargo della nave, nessun problema. Comunque, allora, un paio di chiavi le abbiamo recuperate, i beacon abbiamo visto un attimo come funzionano, abbiamo scoperto molte informazioni utili per procedere nella nostra vita all'interno di Elite nel momento in cui vogliamo sbloccare i Guardian Module. Quindi per i Vessel Blueprint Segment la procedura altro non è che andare ai Guardian Beacon, recuperare le chiavi, recuperare l'informazione sul pianeta di destinazione da raggiungere, raggiungere il pianeta di destinazione, fare il solito giochetto della Guardian Machine, quindi sbloccare i vari pylon, smollare giù la Lancet Key. Oh signore, chiedo scusa, si stava ribellando l'acqua frizzante nel mio stomaco. Comunque, dicevo, sblocchiamo la Guardian Machine come al solito, abbattiamo il Sentinel, tiriamo sui pylon, smolliamo l'Ancient Key direttamente davanti alla Guardian Machine, recuperiamo il Vessel Blueprint Data e il gioco è fatto. Quindi, a questo punto, altro da dire non ce n'è, ragazzi. Ci siamo divertiti e abbiamo ottenuto un sacco di informazioni interessanti riguardo questa parte dei Guardian, che ho scoperto anch'io per la prima volta questa sera. Quindi evviva, missione compiuta, missione riuscita, e lascio a voi poi ovviamente tutta la parte di sblocco della Guardian Structure, della Guardian Machine, e quindi direi che per il momento ci siamo. Il prossimo stream sarà dedicato di nuovo a Subnautica, mi porto un po' avanti, andrò a costruire un po' di cose in modo da andare velocemente a terminare i contenuti anche di quel gioco lì per poi procedere oltre. Il prossimo stream su Elite sarà dedicato invece ai Tech Broker, allo sblocco di un modulo Guardian, in questo caso sarà l'FSD Boost, che è un modulo che ci tengo particolarmente a sbloccare. E quindi direi che ci siamo. Per stasera abbiamo terminato. Grazie a tutti coloro che hanno seguito il live in live, ovviamente, e grazie a tutti coloro che guarderanno poi il video che lascerò su YouTube. E bene, basta, altro da dire ragazzi non ne abbiamo, l'ho già detto 70 volte, l'Alzheimer galoppante che mi sta distruggendo ultimamente, spero di andare a distruggerlo io a mia volta, aumentando un po' il pesce nella dieta, quindi un po' di omega 3, un po' di fosforo e un po' di vitamine e minerali sono assolutamente necessari per procedere oltre, per dare un po' di carburante al mio cervello ormai purtroppo distrutto. E quindi niente, su queste super notizione ci salutiamo e sì, dopo i Guardian cominciamo anche ad andare a vedere un attimo qualcosa per il prossimo update. Vedrò di informarmi un po' meglio, così possiamo vedere e disquisire riguardo del prossimo update nei prossimi stream dedicati ad Elite Dangerous Horizon, Beyond, eccetera eccetera. Bene, punto. Virus 101 vi saluta tutti e come da prassi ormai vi dà il transmission out.